Buonasera a tutti. Innanzitutto vorrei iniziare ringraziando i partecipanti alla serata, ma anche a tutti gli organizzatori, quindi tutti i soci del Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche, per avermi invitato a partecipare a questo progetto. E mi scuso di non poter essere lì con voi di persona, ma lascio questo video che seppur nonostante il poco tempo a disposizione, spero sia esauriente e chiaro nelle sue, diciamo, parti fondamentali. Stasera mi hanno chiesto di parlarvi di Serravalle nell'epoca veneziana, quindi in un lasco di tempo che va dal 1337 al 1797, con alcuni anni, con alcuni piccoli passaggi di sudditanza iniziali. Il periodo veneziano a Serravalle inizia quindi nel 1337, come dicevamo, 2 anni dopo la morte di Rizzardo VI da Camino, per ferite riportate in battaglia. Il corpo fu sepolto nella chiesa serravallese di Santa Giustina, annessa all'omonimo monastero benedettino, e le sue spoglie giacciono ancora oggi appunto nella monumentale tomba che era stata fatta erigere dalla moglie Verdi dalla Scala. Alla sua morte il caminese non lasciò figli maschi, per cui tutti i suoi feudi, compresa Serravalle, non potendo passare alla moglie e alle figlie, divennero liberi e alienabili. Con Rizzardo si chiude quindi, tra l'altro, la storia del ramo principale di una delle famiglie più importanti e potenti della Marca trevigiana, da Camino appunto. La mancanza di un erede maschio innescò una spinosa controversia per stabilire a chi spettasse di diritto il feudo. Si dichiararono legittimi successori i cugini da Camino, detti di sotto, quindi titolari di terre e beni feudali dell'Opitergino Mottense, dove risiedevano, ma si fecero avanti con prepotenza anche il vescovo di Cenna Francesco Ramponi, sostenendo che ab antico, cioè dall'antichità, i caminesi fossero stati infeudati dai vescovi suoi predecessori. Alcune pretese furono avanzate anche dal patriarca di Aquileia e dagli Scaligeri. Ramponi, per liberarsi di questi scomodi pretendenti, infeudò dei beni del defunto Rizzardo da Camino i procuratori di San Marco, vale a dire la potente Repubblica di Venezia. Questa disputa per l'eredità arrivò persino a Roma. Gli esperti della Curia Vaticana esaminarono i documenti presentati dai due principali contendenti, ossia i da Camino di Sotto e il vescovo di Ceneda, e il verdetto in realtà fu favorevole ai caminesi. Già da allora infatti la documentazione esibita dal vescovo non risultò convincente ma artefatta. Nonostante ciò, nonostante il verdetto quindi fu sostanzialmente favorevole ai caminesi, caminesi di sotto, questi in realtà dovettero accontentarsi di benefici secondari, non avendo comunque la forza sufficiente per difendere appieno i loro diritti. Venezia infatti accolse senza indugio l'opportunità che le veniva offerta dal vescovo di Ceneda, poiché con l'annessione, con la presa di Serravalle, si apriva per la Repubblica lagunare l'accesso alla terraferma. Con l'arrivo del primo podestà veneto Piero da Canal, nell'ottobre del 1337, iniziò per Serravalle il dominio veneziano, che appunto, come diciamo, seppur con brevi intervalli, durò fino al 1797. Come si articolava l'amministrazione veneziana su Serravalle? C'era un podestà che esercitava per incarico della Serenissima pieni poteri nelle faccende civili e penali. Era aiutato da 8 consiglieri detti savi o buoniviri, che formavano il minor consiglio, che si rinnovava ogni 2 mesi. Vi era poi l'amministrazione corrente della città del territorio, della podesteria, quindi del territorio di Serravalle, podesteria chiaramente, che era gestito dal Consiglio dei Nobili o Maggior Consiglio. Era composto da 30 tra i cittadini più rappresentativi della città, poi portato nel tempo a 35.
I due consigli, presieduti dal podestà, erano quindi preposti al governo della città e dei suoi territori. Vi era inoltre il collegio dei notai, anche questo segno di una certa autonomia. Con Venezia Serravalle non perse la sua funzione di baluardo strategico commerciale. Infatti, già 2 anni dopo l'arrivo del primo podestà, la guarnigione del castello fu rinforzata con soldati e inizialmente con 100 soldati e nel 1348 con altri 50 armati di balestra. Così si legge nei documenti. La città quindi non mutò in questo periodo la sua preminente funzione di centro fortificato, anche se all'interno della cinta muraria si andarono piano piano sviluppando i borghi. L'arrivo dei veneziani invece non placò le contese per il territorio e la sua posizione appunto strategica. Nel 1356-57 il castello fu assediato dalle truppe del re ungherese Luigi d'Angiò, che tentarono di prenderlo per fame, e successivamente la città fu coinvolta in questo turbinio di guerre austro-veneto-carraresi, con momentanei passaggi di sudditanza. Ora, la questione di queste guerre è abbastanza lunga, complessa, non vorrei soffermarmi troppo a lungo, anche perché altrimenti si perde un po' di vista il senso della serata, che quindi è quello di dare una chiara, diciamo, un chiaro passaggio per tappe di quella che è stata la storia di Serravalle, chiaro, anche purtroppo breve, ma comunque appunto tutto ciò si ritroverà nel volume che sarà edito a cura del Circolo. Quindi dicevo, queste guerre austro-veneto-carraresi sono abbastanza complesse perché sono molto ci sono delle tappe molto ravvicinate tra loro, vari passaggi di alleanze, vari momenti di conquista e riconquista da parte dell'uno o dell'altro contendente. Alcuni dei punti fondamentali sono questi, ve li dico brevemente, appunto poi li troverete nel testo. Allora, inizialmente partono, diciamo che tutto questo turbinio di instabilità, questa instabilità politica di Venezia sul territorio di Serravalle parte con le conquiste di Francesco da Carrara, che nel 1370 lo condussero quasi alle porte di Serravalle. Aveva già conquistato Feltre, Belluno, era arrivato a San Boldo, aveva conquistato la casamatta sulla sponda del lago di Santa Croce, e quindi i veneziani si predispongono per fermarlo, per non farlo arrivare oltre, quindi arrivare a Serravalle, in quanto perdere Serravalle era appunto perdere un punto strategico, e quindi si accordano con il duca d'Austria Leopoldo d'Asburgo. Cosa succede? Che il carrarese Francesco da Carrara quindi cedette al duca d'Austria Feltre e Belluno, e quindi il duca d'Austria cambia, diciamo, bandiera. E qua già appunto abbiamo il primo cambio di bandiera. Un altro momento particolare di questo periodo storico è il 1380, anno di un doppio colpo di scena. Appunto, aver ceduto tra l'altro Feltre e Belluno al duca d'Austria aveva posto Serravalle in serio pericolo, perché comunque appunto erano arrivati alle porte di Serravalle, e conquistare la fortezza significava assicurarsi lo sbocco diretto in pianura, oltre che essere anche una comoda via di fuga. Quindi appunto Serravalle non era contenta di questo avvicinamento dei da Carrara. Dato che la posizione politica e militare era diventata così precaria e anche difficile da sostenere per Venezia, piuttosto che lasciar cadere Serravalle nelle mani di Francesco da Carrara, che aveva già appunto espanso così i suoi territori, la Repubblica preferì cederla a Leopoldo d'Asburgo. Questo, un altro appunto cambio appunto
possiamo dire di bandiera, con una mossa a sorpresa vendette la città in realtà poi proprio ai carraresi per una somma che si aggirava intorno ai 140.000 ducati. Quindi Serravalle passa sotto dominio carrarese nonostante gli sforzi di Serravalle. Seguirono così a questa data 8 anni di dominio carrarese, che in realtà portarono anche un certo giovamento a Serravalle, che in quanto appunto ben consci della posizione strategica, dell'importanza della posizione strategica di Serravalle, investirono molto denaro per rinforzare le mura, le torri e anche per costruire una nuova cinta muraria a difesa del borgo superiore. In più, Francesco da Carrara era solito anche in altri domini, nei suoi nuovi domini, promuovere il commercio e l'artigianato locali. E quindi Serravalle in questi 8 anni in realtà trasse giovamento da questo cambio di sudditanza. Altri momenti fondamentali in questo continuo botta e risposta tra Venezia e da Carrara possiamo trovarlo con un'iniziale alleanza di Venezia con Antonio della Scala, signore di Verona, però sconfitto, e un secondo accordo questa volta tra Venezia e il duca di Milano, che in realtà in questo caso rovesciò la situazione. Francesco da Carrara si trovò isolato, trasferì la signoria al figlio, si ritirò dalla vita politica in questo caso, e così dopo 8 anni, nel 1388, Serravalle tornò finalmente nelle mani dei veneziani, che, alleatesi quindi con i Visconti, sconfissero i carraresi, riportando la città appunto sotto il dominio. Una ventina d'anni solo più tardi, Serravalle sperimentò uno dei più brutali saccheggi subiti. A causarlo fu il timore che condizionò la risposta della Serenissima a Sigismondo, nuovo re d'Ungheria, che aveva chiesto di passare per i territori della Serenissima per portarsi a Roma per ricevere la corona imperiale. Sigismondo quindi nel 1411 iniziò in realtà la discesa alla volta di Roma, e quello che doveva essere un viaggio di passaggio per arrivare a Roma si trasformò in realtà in una conquista. L'invasione delle truppe ungheresi è ben nota, ben documentata dagli storici. Le truppe ungheresi erano guidate dal capitano di Ventura Filippo Scolari, detto Pippo Spano, e questa invasione sconvolse in realtà l'intero sistema fortificato della Pedemontana, provocò gravi distruzioni al sistema difensivo e al tessuto abitativo di Serravalle, in quanto muniti di scale e macchinari bellici, così si riporta, il 22 dicembre 1411 riuscirono a conquistare Ceneda, e solo 2 giorni dopo, il 24 dicembre, riuscirono a far breccia nelle mura del sistema fortificato di Serravalle ed entrare nel centro abitato. La città fu lasciata al suo destino da Venezia in un certo senso, ci furono molte perdite umane, la cronaca del saccheggio descrive un'orda scatenata nella devastazione e spoliazione di case e chiese, in cui oltre alle ricchezze andarono perduti anche importanti documenti. A ciò seguirono 5 anni di tregua fra Venezia e Sigismondo d'Ungheria. Serravalle insieme ad altre città come Belluno, Feltre furono cedute al conte di Gorizia e Tirolo Enrico IV in cambio di un prestito di denaro, e questi anni di tregua furono per Serravalle comunque consentirono a Serravalle un momento di nuovo sviluppo di commerci, una ripresa economica sostenuta comunque anche dall'occupante. Ma nel 1418 la Repubblica nuovamente incalza, assale la fortezza di Serravalle e si riappropria di questo importante avamposto. Quindi
nuovamente ritroviamo la Repubblica di Venezia a comando della città di Serravalle. Le violenze e il saccheggio che seguirono questa, chiamiamo, riconquista, che seguirono, furono questa volta, possiamo dire, per mano amica, in un certo senso, e fecero riprecipitare temporaneamente la città, l'economia e le sue strutture. Fortunatamente Serravalle si riprese nuovamente e a questa data seguirono alcuni decenni di pace, di fermento economico e demografico. Dimenticate le conseguenze degli episodi bellici, quindi l'aprirsi per la terraferma, in questo caso per Veneta, in questo caso per Serravalle, di un periodo di pace, sancì la trasformazione della città da svincolo fortificato, quindi da baluardo fortificato castrense, a, come si legge, come dice un noto storico di Serravalle, a perpetuo mercato fatto a servizio della Germania. Ormai il primitivo castrum, il castello della città, sminuiva di fronte a questi borghi che ormai avevano la loro conformazione ed erano architettonicamente sviluppati. La realtà insediativa che si era andata configurando, quindi che si andò configurando in età veneziana, era ancora protetta da mura, torri e porte, ma le figure di commercianti che ormai diventavano preminenti per la città evidenziavano questo nuovo ruolo dominante mercantile che agli occhi dei contemporanei distinguiva ormai Serravalle. Abbiamo nel 1499 una nuova minaccia che si profila all'orizzonte per Serravalle. Altri invasori si avvicinano, i turchi. A reggere le sorti della città proprio quell'anno era arrivato Lodovico Pesaro, che fu attivo nella preparazione della difesa contro il pericolo turco. L'invasore che arrivava da est raggiunse Cordignano, Colle e lambì Serravalle, fermandosi però a San Giacomo di Veglia. A seguire arriva un'altra fase, una fase molto importante, ben conosciuta, ben studiata, che è la fase della guerra. Le varie sono in realtà più fasi della guerra di Cambrai, promossa appunto nel 1509 da Papa Giulio II contro Venezia. Queste fasi collegate alla guerra di Cambrai ripresentarono agli occhi dei contemporanei l'importanza strategica della città, che in realtà non era mai stata andata persa, ma chiaramente in momenti come questi veniva non ricordata, ma insomma l'accento era molto più forte. Però l'impianto difensivo di Serravalle, ormai con l'introduzione delle armi da fuoco, non era più in grado di proporsi a queste mutate esigenze belliche. E la Serenissima, quindi constatata l'impossibilità in realtà di garantire una difesa efficace, sciolse la città dal giuramento di fedeltà. I serravallesi si trovarono così divisi in due diverse fazioni, quelle per la fedeltà a Venezia e quindi per la resistenza a oltranza contro l'esercito capeggiato da Massimiliano d'Austria, dall'imperatore Massimiliano d'Austria, e quella propensa a preservare la città da nuove sciagure, da nuovi saccheggi, da nuove distruzioni, e quindi aprire all'esercito della Lega. Nel luglio del 1509, il 9 luglio, il conte Brandolini, che era comandante del presidio difensivo, arretrò le milizie e quindi, insomma, una delegazione accettò che Serravalle venisse occupata dall'esercito senza spargimento di sangue. Quindi le porte di Serravalle vengono aperte all'esercito della Lega. Chiaramente Podestà e il filo veneziani furono costretti ad andarsene da Serravalle. Brandolini offrì nuovamente i suoi servigi solo pochi giorni dopo alla Repubblica per rioccupare la città, sperando così di riprendersi da una accusa di tradimento ai danni della Serenissima. E fu così che già il 20 luglio 1509 la città fu riconquistata per Venezia.
E la Riconquista purtroppo alla Riconquista seguì il secondo devastante saccheggio nel giro di poco tempo che Serravalle dovette subire, anche in questo caso e maggiormente in questo caso per mano amica. Nemmeno il saccheggio però del 1509 riuscì a distruggere la vitalità economica dei serravallesi, anche se chiaramente l'ha retto. Quindi troviamo di nuovo Venezia ad amministrare Serravalle. Per favorirne il rilancio economico, nel 1511 il Consiglio permise l'assunzione alle persone fuggite, le quali avessero riacquistato il domicilio in città, quindi richiamarono quelli che da Serravalle se ne erano andati. Nello stesso anno un'altra importante diciamo, tappa per Serravalle è quella della redazione e la pubblicazione di un nuovo statuto, perché il precedente era andato distrutto, molto probabilmente in un incendio proprio del 1509, insieme tra l'altro ad archivi e al resto delle scritture pubbliche. Venezia diede riscontro positivo alla richiesta di poter includere nuove norme in questo statuto, visto che ormai c'erano delle mutate esigenze. Quindi diede appunto riscontro positivo, subordinando la promulgazione al preventivo esame di singoli articoli da parte del Senato veneto. Lo statuto, dopo il nulla osta di Venezia, fu nuovamente posto a disposizione del pubblico nel 1513. Per tutto il XVI secolo continuò il completamento edilizio che andò a delineare l'immagine, possiamo dire, rinascimentale che connota ancora oggi Serravalle. In questo secolo vennero infatti compiute importanti opere pubbliche. Tra queste possiamo ricordare, e qui vi do qualche data veloce e qualche spunto di riflessione, nel 1521, in seguito a una frana esonda il fiume Meschio, che inonda quindi la città danneggiando sia abitazioni che opere pubbliche. E questo porta nel 1598, a seguito di un'ulteriore alluvione, alla sistemazione degli argini del fiume e alla costruzione, per evitare appunto danni di questo tipo, di un complesso di canali laterali di sfogo, i famosi meschiette, che vengono definiti, a ragion veduta, un gioiello di ingegneria idraulica dell'epoca che ancora oggi può essere ammirata. Poi un'altra data fondamentale è il 1542, fondamentale, importante possiamo dire, perché vede l'istituzione anche a Serravalle del Monte di Pietà, sorto grazie alla Confraternita dei Battuti, alla Fabbriceria della Pieve e ad altre istituzioni benefiche locali. Il monte fu collocato l'edificio in quella che oggi è Piazza Flaminio. Era un istituto promosso, la cui diffusione in Italia fu promossa dalla predicazione dei francescani e aveva la finalità di facilitare l'accesso al credito per le classi più povere e quindi combattere l'usura. A Serravalle comunque questo organismo fu affiancato anche dal Banco dei Pegni degli Ebrei, gestito appunto da ebrei. Questo perché? Perché comunque con il Banco Ebraico il Consiglio incamerava del denaro, il denaro della condotta, data per gestire l'attività di prestito, mentre il Monte di Pietà in realtà era una spesa passiva per il Consiglio, quindi per la comunità. 1544 i podestà Contarini, Marcantonio Contarini, fece innalzare in piazza Flaminio il pilo di pietra con la relativa antenna per reggere lo stendardo, sostituito nel 1872 con l'attuale in ghisa. Oggi il pilo si trova nel Museo del Cenedese. Il 1580, un'altra data che possiamo ricordare, l'istituzione del primo servizio postale che collegava settimanalmente Serravalle con Venezia. Il 1602 è un'altra data importante per Serravalle, perché dato il forte aumento demografico, il numero dei componenti del Maggior Consiglio fu elevato con un decreto della Serenissima da 30 a 35, in deroga allo statuto. Sempre
per quanto riguarda lo statuto. Nel 1603 vide la luce la prima copia stampa dello statuto della città, che conteneva le leggi che regolavano la vita cittadina del distretto, ristampato nel 1622 e nel 1675. Fino a quella data, perché è importante questa data? Perché fino a quella data era rimasto in forma manoscritta. Era conservato nella loggia, era a disposizione di quanti desiderassero consultarlo, però il manoscritto, chiaramente, essendo un manoscritto, col passare del tempo poteva andare incontro a rovine, quindi al pericolo che andasse perduto. Quindi si propose di stamparne un certo numero di copie e la stampa vide la prefazione del seravalese Guido Casoni, poeta, latinista e giurista, e i caratteri del trentino Marco Claserio, tipografo operante in città. Serravalle arrivò appunto a livelli di benessere economico dovuto all'attività artigianale e commerciale, poi lo vedremo quando parleremo dell'economia della società Serravalle, molto elevati. Basti pensare che all'inizio del XVII secolo il Consiglio di Serravalle emanò un'ordinanza che vietava l'ostentazione in pubblico della ricchezza, che sia proibito a tutte le donne ogni sorta di oro e argento, e di portare vesti di broccato d'oro, rizzo e soprarizzo, vesti ricamate, profilate o listate d'oro ed argento, nei passamani di simile materia. Quindi il tenore economico della città, dovuto appunto all'industria locale del commercio, aveva raggiunto livelli davvero elevati per arrivare a questo tipo di ordinanze. Il Cinquecento, tornando un po' indietro nel tempo, nel Cinquecento si vede inoltre rinnovarsi di una cospicua parte dell'edilizia civile, mediante la trasformazione, adeguamento e ampliamento delle strutture precedenti. La stessa odierna Piazza Flaminio, che era il fulcro, e forse anche ancora oggi, di rappresentanza dell'intera comunità, prese infatti il suo assetto definitivo nel 1578. Gli adiacenti Palazzo Sarcinelli e una porzione di Palazzo Pezzoni furono acquistati e demoliti per migliorare le forme e le dimensioni della stessa. Per quanto riguarda Guido Casoni, di cui abbiamo avuto modo appunto pochi minuti fa di parlare in quanto autore della prefazione degli statuti, ecco, pochi decenni dopo alla redazione degli statuti, in particolare nel 1630, Casoni si fece promotore, e anche questo è molto importante per la storia di Serravalle, ancora oggi appunto pone le sue radici in questo periodo, ma ancora oggi è molto importante. Si fece promotore di un voto solenne e perpetuo di un annuale pellegrinaggio cittadino al santuario di Sant'Augusta. Il 1630 fu infatti un anno famoso, tristemente famoso, per la peste che colpì l'Italia settentrionale e la stessa Repubblica di Venezia. Il Consiglio di Serravalle cercò di adottare misure a contenimento del morbo, quindi predispose lazzaretti per ospitare le persone che giungevano a luoghi sospetti, e proprio appunto per scongiurare l'arrivo della peste, Casoni chiese ed ottenne l'unanimo consenso all'istituzione di questo pellegrinaggio verso il santuario, quale supplica alla santa per preservare Serravalle appunto dal contagio. Serravalle fu risparmiata da questa onda d'urto della peste e il voto del 1630 divenne vincolante per gli abitanti del territorio di Serravalle, portò all'ampliamento e restauro della chiesa di Sant'Augusta e alla costruzione voluta dalla comunità di 7 cappelle lungo il sentiero che conducono al santuario, ultimate nel 1642. Nel 1750 la comunità cittadina, nel terzo centenario di ritrovamento, gli storici ricordano infatti come nel 1450, durante i lavori della fondazione della chiesa, si rinvenne il sarcofago di pietra con il corpo della santa. Ecco, nel terzo centenario del ritrovamento delle reliquie, la comunità di Serravalle espresse al vescovo la volontà di intercedere presso la Santa Sede per riconoscerne il culto della Santa, per il riconoscimento del culto della Santa Serravallese. Il riconoscimento ufficiale avvenne nel 1754, quando la Sacra Congregazione dei Riti
accolse benevolmente la supplica del vescovo Lorenzo da Ponte con decreto apostolico dell'11 maggio, fissando la ricorrenza al 22 d'agosto di ogni anno, cosa che ancora oggi appunto si festeggia. Nel 1756 vi fu la posa inoltre della prima pietra della chiesa di Santa Maria Nova, quindi continuano appunto i rinnovamenti edilizi, civili, religiosi in questo caso, eretta in sostituzione della precedente che ormai era pericolante. Così si legge: l'illustrissimo pubblico di Serravalle, avendo determinato di rifabbricare dai fondamenti il loro duomo ad onore di Dio e sotto il titolo della di lui Gran Madre col vocabolo di Santa Maria Nova. Nel testo che verrà pubblicato troverete anche quali erano le pertinenze della podesteria di Serravalle. Va ricordato che dal 300 al 700 in qualche caso muta anche perché alcune regole della podesteria vengono assorbite da alcune più grandi. Le regole della podesteria tra l'altro comprendevano appunto più ville, villaggi, ed avevano un meriga, ossia la massima autorità locale, eletto tra i massari, che erano quelli che possedevano i terreni agricoli del distretto. I distrettuali erano gli abitanti di queste regole, erano tenute delle corvée e doveri nei confronti della città. Questo porterà, come vedrete nel testo, a degli scontri, a delle lotte sociali tra classi. Erano tenute a corvée e doveri nei confronti della città. Tra questi possiamo trovare, e vi faccio qualche piccolo esempio, la pulizia e la steratura dell'alveo o del meschio, la fornitura per 6 mesi l'anno di carri di legna, come era contemplato poi anche negli statuti, la manutenzione stradale nel territorio della loro regola, eccetera. Questi doveri, appunto, come appena ricordato, e anche abbastanza comprensibile, procuravano attriti dal consiglio cittadino e distrettuale. Quasi a presagio del destino della Serenissima, nel 1769 il palazzo, un tempo residenza dei Caminesi, si presume anche di primi podestà di Venezia, a causa dell'incuria del tempo e dei mancati restauri che appunto vedrete vengono richiesti a gran voce dal Consiglio cittadino più volte a Venezia, anche approvati ma mai realmente poi effettuati, portarono al crollo appunto del castrum, riducendolo in rovine. La Repubblica continuerà a controllare la città di Serravalle fino al mese di marzo 1797, anno in cui le truppe francesi, capitanate dal generale Andrea Messina, entrarono in città. Il 17 ottobre 1797, con il Trattato di Campoformio, Serravalle, come tutto il territorio veneto, Venezia e il territorio veneto, al di qua del fiume Adige, passò sotto il governo austriaco. Si chiude così, quindi, il dominio veneziano su Serravalle. Grazie mille.